Questo è il primo giorno da governatore, come si sente? Mi sento molto preoccupato perché mancano 99 giorni al soddisfare il nostro primo impegno, che è quello di modificare il regolamento del Consiglio regionale e quindi di dare il via a questa stagione delle riforme, federalismo fiscale e autonomia, visto e considerato che quando i veneti votano in forza, come è accaduto, significa che scelgono il federalismo e l'autonomia. Come valuta questa vittoria vostra? È stata una chiamata di popolo in un momento nel quale la nostra alleanza, la nostra coalizione di Lega, PDL e Alleanza di Centro hanno proposto qualcosa di innovativo, anche se di scontato, che è quello di portare federalismo e autonomia a questa regione. Questa è la vera sfida, è la sfida di trattenere gran parte dei 12 miliardi di euro che ogni anno mandiamo a Roma e che Roma spesso invia a regioni che li spendono male, li investono male e facendo poi dei disastri che sono sotto gli occhi di tutti. Senta, è anche il momento peggiore del Veneto sotto il punto di vista economico questo? Ne prendiamo atto, però è il momento di congiuntura negativa che ci permette di guardare con positività il futuro, o meglio di costruire un Veneto diverso, un Veneto migliore, il Veneto del federalismo fiscale e dell'autonomia, cioè di essere padroni a casa nostra. Per quanto riguarda i rapporti con gli alleati, la Lega è 10 punti sopra il PDL. Guardi, io vengo da un partito, sono leghista e so cosa significhi aver pochi voti, prenderne di più, prenderne tanti. Quindi non mi sento di biasimare alcuno, dico solo che io sarò qui a confermare un grande lavoro di squadra, in serenità e con coerenza. Quindi ringrazio Gobbo per la Lega, Giorgetti e Zorzato per la PDL e Braghetto per l'Alleanza del Centro per avermi seguito, aver creduto nel nostro progetto politico e quel progetto noi lo confermeremo ai veneti, a prescindere dai risultati. Galan le ha telefonato? Il Presidente Galan mi ha telefonato, si è congratulato, è stata una telefonata di cortesia e nulla di più. Dobbiamo chiamarla ministro o governatore? Io mi chiamo Luca comunque, non mi hanno battezzato con questi nomi. Dico solo che io farò il governatore, nel senso che il Veneto si merita un governatore, il Veneto si merita una persona che segua H24 ovviamente tutti i problemi del Veneto cercando di risolverli. Io spero di risolverne il più possibile. Questa è la vera sfida. Tutti i problemi che sono stati sollevati prima della sua elezione quindi decadono automaticamente, lei resterà in Veneto, lascerà la poltrona di ministro? Ma guardi, questi sono problemi del giornalismo, non sono mai stati sollevati, perché Umberto Bossi ha detto Zaia resterà il nostro riferimento nazionale per l'agricoltura, resterò il riferimento nazionale per l'agricoltura della Lega. È dal 95 che mi occupo di agricoltura, penso di rappresentare modestamente un patrimonio per il mio partito, per l'investimento che il mio partito ha fatto su di me e quindi quello che so di agricoltura lo trasferirò alle nuove leve, ormai posso dire così. Governatore, lei ha parlato di federalismo fiscale, c'è qualcuno però che ha parlato di federalismo e basta proprio qui in questa sede oggi. Qual è la differenza? Lei dove punta? Ma guardi, ben venga questa domanda. Federalismo fiscale significa discutere delle risorse e a chi vanno. Il federalismo in generale come uso comune della parola significa competenze. Noi parliamo di federalismo fiscale e anche di autonomia o chiamatelo federalismo, ovvero di negoziare con lo Stato centrale e quindi con il governo competenze esclusive per questa ragione. Un esempio per tutti, ne abbiamo una di esclusiva che è la sanità, ne potremo avere altre di esclusive che oggi non abbiamo, ad esempio la scuola, l'energia e molte altre ancora.